Buon pomeriggio a tutti, sono Moda Vilma, ormai mi conoscete, sono il vice sindaco e sono anche l'assessore al bilancio e ai tributi. Ho ritenuto fare questa diretta perché ci sono state delle incomprensioni per quanto riguarda i dati. Allora, iniziamo. Spero di essere abbastanza chiara anche con dei foglietti, li ho fatti veramente all'ultimo minuto perché mi sembra abbastanza urgente spiegare i numeri. Adesso non so se sono coperta oppure no, comunque il piano economico finanziario, che non è altro il resoconto, diciamo così, di dati per calcolare poi la tariffa ai cittadini per quanto riguarda la Tari, dal 2020 è stato totalmente stravolto, scusate, dalle regole imposte da ARERA. Si parla tanto di questo 8%, l'8% va ribadito, sottoscritto e ribadito ancora una volta, che è l'aumento della Tari per i cittadini 2021 rispetto all'anno 2019, quindi si parla di un aumento di Tari in 2 anni. Un attimo che vado qua, eccolo qua, da conteggi fatti, quindi con il piano economico finanziario che con le regole ARERA è stato, riguardante il 2020, è stato approvato nell'ultimo consiglio comunale di dicembre 2020, portava un aumento delle tariffe 2019 rispetto al 2020 del 4,26%. In soldi cosa vuol dire? Vuol dire che 128.603 euro è il conguaglio PEF 2020 in più rispetto al 2019. Inoltre ci sono stati maggiori costi Covid riguardanti Ecoambiente di 37.388 euro. Questo sempre nel famoso Consiglio Comunale di fine anno si era deciso di, seguendo le regole di ARERA, di spalmarli in 3 anni a carico dei cittadini. Cosa ha fatto questa giunta proprio per essere sempre a fianco di tutti i cittadini, non smetterò mai di dirlo, a fianco di tutti i cittadini, ha deciso di non entrare nelle tasche dei cittadini, ma di accollarsi la somma dei 128 più 37 mila euro, in modo che la tassa Tari del 2020 rispetto al 2021, scusate, 2021 rispetto al 2020 vi è un aumento del 3,74%, anche se l'aumento del piano economico finanziario è stato del 6,6% come tanti comuni della provincia di Rovigo. Perché vi è questo aumento? Perché un discorso è il piano economico finanziario, un discorso è la tariffa che va a toccare le tasche dei cittadini, perché ogni anno la platea contributiva cambia. Purtroppo nel 2020 abbiamo avuto molti decessi, abbiamo avuto anche una classe contributiva che è stata passata ad una classe minore, quindi va a pagare meno. Abbiamo avuto purtroppo chiusura di attività, questo apro una parentesi, stiamo già pensando per il 2021 di dare un incentivo a chi aprirà un'attività.
Chiusa parentesi, non vi posso dire altro. Di conseguenza, ripeto, la platea contributiva, variando ogni anno, va a variare la tassa che deve pagare ogni contribuente. Inoltre sono già usciti e sarà possibile fare domanda entro il 30 di settembre due importanti agevolazioni per le utenze non domestiche. Una di 164.000 euro e sono soldi dati da un contributo statale e questa va per le attività, le utenze non domestiche. Le utenze non domestiche intendo commercianti, artigiani, associazioni, tipo non so chi ha una palestra per dire, che hanno avuto la chiusura totale oppure hanno avuto delle restrizioni. Chi ha avuto la chiusura totale avrà una riduzione del 30% sulla totalità della Tari. Sottolineo questo perché a differenza di altri comuni della provincia di Rovigo, l'esenzione va solo sulla parte variabile della Tari. Questa amministrazione ha deciso invece di dare l'agevolazione, quindi ripeto, per le attività, le utenze non domestiche che hanno avuto la chiusura di un 30%. Chi ha avuto delle restrizioni, tipo i bar che dovevano chiudere alle 18, queste hanno un 20%. Inoltre, sempre in questo bando di 168.000 euro, vi è un'ulteriore agevolazione fino ad arrivare a un 50% della totalità della Tari per chi ha avuto un calo oltre il 30% del fatturato 2020 sul 2019. Un'altra cosa importante da dire è che nel caso avanzassero dei soldi, proprio perché questa amministrazione non ha assolutamente intenzione di tenere nel cassetto neanche un centesimo, verranno ripartite fra le utenze domestiche fino ad arrivare anche all'esenzione totale della Tari 2021. Il secondo bando, invece, proprio per dare possibilità alle altre utenze non domestiche che, non avendo avuto la chiusura o restrizione, hanno purtroppo subito una diminuzione di fatturato 2020 rispetto al 2019 oltre il 30%, a queste vi è data l'agevolazione del 50% sulla totalità della Tari. Stesso discorso, se avanzano dei soldi verranno ripartiti fino ad arrivare anche a un'esenzione totale della Tari.